Musica e violenza, faide e guerra tra gang. Rissa aggravata, lesioni, rapine e detenzione e possesso illegale di arma da sparo. Le accuse a loro carico e a carico di altre 9 persone, altri membri della loro gang, di cui 7 maggiorenni e 2 minorenni. Accuse legate a una data, 3 luglio 2022. Quella notte, al carcere, le telecamere di sorveglianza della zona immortalano questa scena. 2 giovani e un membro della gang punta una pistola e spara contro una guardia giurata. Però quella notte c'era, le immagini restituirebbero bene l'idea di quello che poteva fare. Secondo il GIP Salvini, che ha disposto le custodie cautelari, non sembra trattarsi di una rissa banale ed estemporanea, ma di un episodio di grave violenza e sopraffazione originato da una logica di banda e da una volontà di controllo del territorio.